30 secondi al via dalla quinta corsa, una prova per ottimi soggetti di 4 anni. Sono più di un piazzato di Gran Premio. Crono K, Catrinel, Sherry Witt, tutti protagonisti del circuito classico a 3 anni. Iniziano la loro stagione dei 4 con questa condizionata per vincitori di almeno 12.000 euro in carriera. La pole position è per Crono K, ma i favori del pronostico sono per Catrinel, numero 2, Filippo Rocca. La velocissima figlia di Philip Rock è stata la più seguita. Si va in partenza 1 Crono K, Massimiliano Castaldo, 3 Catrinel, Filippo Rocca, 4 Cristallo Arc, Andrea Farolfi, 5 Sherry Witt, Marco Basile, 6 Crystal Trio, Marco Stefani, seconda fila 7 Carosio Light, Francesco Pettinari, 8 Capovento Pax, Giovanni Callegaro. Allineamento che si va a completare lungo la curva di sinistra. Autostart che accelera. Si ritrae dal 6 Crystal Trio. E si parte con veloce Catrinel che cerca di scavalcare Crono K, il quale prova a mantenere la figura all'interno. Si imbocca la prima curva con Catrinel che spinge, ma Crono prova a rientrare, perde per un attimo la camminata, deve riprendersi al volo. Crono K squalificato. E c'è la squalifica per Crono K, che ha mantenuto la posizione galoppando e quindi viene immediatamente tolto dalla giuria. Resta in seconda posizione Cristallo Arc a precedere Carosio Light, che è partito molto bene dalla seconda fila, poi Capovento Pax, quindi Crystal Trio e alla retroguardia Sherry Witt. C'è una frazione in 31 per i primi 400 metri di corsa, con Catrinel che guida il gruppo. Riduce ora in maniera sensibile il ritmo Filippo Rocca e si sposta all'esterno come prevedibile Carosio Light, che da caratteristiche ama agire all'esterno. Catrinel in vantaggio a ritmo blando, Cristallo Arc secondo alla corda, Carosio Light che viene ad accompagnare. 33,3 questi 400 metri di corsa. Fa fare la seconda pariglia Crystal Trio anticipando Sherry Witt. Resta invece in corda Capovento Pax che segue le mosse di Cristallo Arc. Il chilometro in 1,18,3. Catrinel in vantaggio. Carosio all'esterno, Cristallo lungo la corda, Crystal in pariglia avanti a Sherry Witt, alla retroguardia alla corda sempre Capovento Pax, ancora in attesa della prima accelerazione della corsa quando siamo a 400 dal palo. 14,3 la dritta di là, Catrinelli in vantaggio, Carosio Light al suo esterno, poi Cristallo Arc, quindi Crystal Trio, muove in mezzo alla pista Sherry Witt. A 250 metri dalla conclusione Catrinella è in vantaggio, viene privato ora dei tappi estraibili, cerca l'allungo, Cristallo Arc aspetta l'open stretch, Carosio Light al largo, Catrinella è in vantaggio, ci prova Carosio, ci prova Cristallo, in vantaggio Catrinella, è un po' stanca, insiste Carosio Light sul palo, Catrinella si salva da Carosio Light che stracorre al largo, poi Cristallo Arc. 28,4 la chiusa e nonostante ciò Carosio Light è rimasto attaccato a Catrinel, è andato all'attacco della vincitrice, fatto davvero un numero. Catrinel però si salva ancora di un'incollatura sul palo. Filippo Rocca che guida e allena per la scuderia di casa, la Sant'Eusebio. Il successo della figlia di Philip Rock in Coast to Coast, forse un filo più sofferto del previsto, ma perché Carosio Light ha fatto un numero vero. Terzo posto per Cristallo Arc.